che non conosciamo, ma che ci sono, che vengono inflitte alla popolazione. Avete visto da un capitolo all'altro come la gente viene uccisa, come in guerra, statistiche raccapriccianti che scompaiono dai mezzi di informazione, dai telegiornali, che nessuno rileva, ma che ci sono e che ci stanno facendo morire. In Basilicata, con l'inquinamento della terra, delle coltivazioni, delle falde acquifere, i tassi di cancro in costante aumento. In Sardegna questi poligoni delinquenziali che servono esclusivamente a portare morte e distruzione in giro per il mondo e che intanto ammazzano i sardi. Avete sentito quell'avvocato? L'80% dei pastori dell'Ogliastra, dove c'è quel maledetto poligono, il Salto di Quirra, morti. È così in Friuli, è così per il traffico dei rifiuti a Spezia e nella Campania. È una moria, è una strage che nessuno conosce e che questi sanno di esercitare e di provocare obbedendo alle lobby che di queste situazioni traggono profitto e sono l'1% della popolazione dell'umanità. Bisogna afferrare le dimensioni della gravità di questa situazione per svegliarsi. Allora, io prima ho raccontato che nel 95, 21 anni fa, sono stato in Basilicata per il TG3 e abbiamo filmato e documentato i reati che si stavano compiendo da parte della nostra massima società petrolifera, l'ENI, che schizzava, sparava nel sottosuolo i rifiuti, anziché trattarli e bonificarli, depurarli, li sparava come erano i prodotti di scarto, la chimica, i solfuri dentro al sottosuolo e quindi nelle acque, inquinando tutto. È rimasto tutto come prima per 21 anni e se non ci fosse stato un magistrato di Potenza che ha incriminato ieri, dopo 21 anni che si sapeva, come del resto Napolitano, da ministro dell'interno, ha saputo cosa succedeva nella terra dei fuochi, che tutto era avvelenato, che la gente moriva come le mosche, e l'ha secretato, e per questi meriti è diventato Presidente della Repubblica, perché ha servito questi interessi. Così è rimasto tutto uguale in Basilicata, anzi si è allargato, hanno insistito, hanno aperto altri pozzi, hanno praticato sempre di più questo. È arrivato ieri un magistrato che ha arrestato 5 persone per questo, dirigenti dell'ENI, dirigenti della Tecnoparco che sistemava, smaltiva i rifiuti, li buttava i fanghi, li buttava chissà dove, anche nei fiumi. E un ministro, il nostro ministro, che dovrebbe garantirci lo sviluppo, il benessere, l'evoluzione del nostro paese, che garantiva al suo fidanzato gli affaruccoli, gli appalti, eccetera, per perpetrare questi delitti, per aprire altri buchi e per poter buttarci dentro altre porcherie e avvelenare altra gente e distruggere una regione che era il massimo della produzione di qualità agricola italiana. Ci vorrebbe veramente a un certo punto una risposta. Io credo che abbiamo la fortuna che in questo paese è nato adesso da qualche anno una componente, un movimento politico che finalmente mette il dito su queste cose e le sta denunciando e ne sta facendo una battaglia. Ma non basta un movimento politico, ci vuole la società tutta che si rende conto di quello che sta succedendo. Adesso noi abbiamo la battaglia del referendum, che è proprio, insomma, non poteva esserci un fatto più significativo, più simbolico di quello di ieri, con l'arresto di questi maledetti che hanno rovinato la Basilicata e stanno continuando a farci gli affari con un ministro che li rappresentava e che li favoriva, corrotto fino al midollo. C'è anche la Boschi dentro, a proposito, una volta di più, che c'è il papà già inquinato, delinquente, che ha fatto
andare in bancarotta la banca e mettendo in mezzo alla strada migliaia di piccoli risparmiatori. Bella gente che abbiamo al governo. E fanno i forti, fanno i furbi, fanno quelli che chiamano tutti gli altri i gufi, quelli che rilevano qualche cosa. Dicevo, c'è questo referendum, l'hanno piazzato al 17 aprile, hanno dato un mese e mezzo per mobilitare un popolo a votare per una cosa che significa veramente la salvaguardia del nostro ambiente, che è la nostra massima ricchezza, lo sappiamo, l'ambiente culturale, l'ambiente naturale e poi la nostra salute. Un referendum che serve a iniziare un percorso, non è soltanto bloccare le piattaforme. Avete visto questi mostri spaventosi che bucano il mare, bucano il sottosuolo, il fondo del mare eccetera, e poi anche la terra. Non soltanto bloccando queste che vogliono collocarle entro le 12 miglia, che significa a vista dalla costa, eccetera, demolendo il turismo, demolendo la pesca, demolendo la navigazione, demolendo la fauna e la flora del mare, perché poi fanno delle cose assurde. Allora c'è l'Ergan, questi qua, per sapere che cosa c'è sotto il fondo del mare, se c'è petrolio o gas eccetera, cosa fanno? Hanno l'Ergan, sparano delle bolle d'aria a pressione pazzesca sul fondo marino, delle bombe incredibili che con l'eco che questa esplosione provoca, con la risonanza, con le onde sonore che rimbalzano, fa capire che cosa c'è sotto, se c'è sotto idrocarburi o no. Ma intanto questi scoppi spaventosi sono quelli che fanno spiaggiare poi i mammiferi, i cetacei sulle spiagge, sono quelli che sconvolgono completamente quello che vive lì sotto e quindi quello di cui vivono poi i pescatori di sopra. Cioè gente veramente che non ha scrupoli. Questo referendum il 17 aprile bisogna arrivarci a vincerlo, perché è l'inizio di un discorso. Questi ipocriti vanno a Parigi, avete sentito che c'è stata pochi mesi fa il vertice del clima, no? La COP21, l'ennesimo vertice del clima, dove si dice qua bisogna fermarsi, qua c'è il riscaldamento globale. Febbraio, quest'ultimo febbraio, è stato il più caldo febbraio dall'inizio della storia dell'uomo, cioè da milioni di anni, perché misurano dalle rocce, dagli alberi, sanno misurarlo questo. È l'ennesima volta che abbiamo il mese o l'anno più caldo. C'è il riscaldamento globale. A Parigi tutti, sì, c'è, bisogna provvedere, bisogna fermare tutto questo, bisogna fermarlo entro il 1,5 gradi, perché altrimenti siamo fottuti, diventa irreversibile il disastro, eccetera. E poi Renzi fa lo sblocca Italia che rende strategiche le piattaforme, le trivelle. Cioè, cosa vuol dire che le ha chiamate strategiche? Le ha militarizzate, che non può più intervenire nessuno a obiettare, nella regione, nella provincia, nel comune, nessuno del territorio, decide il governo, punto e basta. È quel processo di verticizzazione, di centralizzazione verso l'alto che ci toglie pezzo dopo pezzo la democrazia. E quel poco che ci rimane arriva un bel attentato tipo Parigi e Bruxelles, dopodiché si può dire è talmente grande la paura, il terrore, il pericolo che bisogna assolutamente adottare misure di controllo e sorveglianza e di repressione di tutti i sospetti eccetera, ed è finita la democrazia. Questo è il trucco. Devo bere e devo respirare, vi lascio uno spazio. Se ci sono interventi, due curiosità, sia sui temi inerenti ma anche a largo spaglio, perché poi come si nota non è mai quello che ci voglio far credere, che la specializzazione, io conosco questa cosa e parlo di questa, poi alla fine è tutta una catena, si inizia a parlare di petrolio, poi si va a parlare di capre, di pescatori, di guerre. Voglio dire, il tema è questo, però è chiaro che le diramazioni, le domande possono essere a largo spaglio, visto che poi abbiamo un'autorità competente in materia, su varie, sono nato con una visione eclettica, no? L'ecletismo, il vedere il tutt'uno, non solo il particolare che poi può trarre in inganno.
Ok, però questa è una proposta ambientale. Voce, È una scusa. proposta ambientale per l'ecosistema e quindi noi cerchiamo di salvaguardarlo con magari energie rinnovabili, che anche quelle tra l'altro sono in mano a pochi potenti che si divertono a costruire energia eolica che rovina il paesaggio, eccetera, eccetera. Ma il fatto è che poi il cittadino quando va a votare si interessa al lato economico e alle spese che ha tutti i giorni, alla vita che fa ora, non quella che farà nel futuro. Ed ora questa proposta qua, se ti alzi la mattina, prendi la macchina, vai a fare la spesa e ti servono quei soldi in più per arrivare a fine mese, è una proposta, parlare dell'ecosistema è una proposta politica troppo è un pensiero troppo nel futuro e poco nel presente. Ma allora, quando è che vogliamo incominciare? Quando è che incomincia il futuro e finisce il presente? Presente. Con tuo figlio, per esempio, siamo arrivati al futuro o non ancora? Bisogna che anche tuo figlio sia avvelenato e vada in macchina in una coda di migliaia di macchine, bruciando metà della sua vita dentro a un cubicolo di metallo? No, non sto parlando del problema dell'inquinamento, sto parlando del problema economico che vivono le persone. Che l'economia, tra l'altro, è gestita sempre dai potenti, perché abbiamo detto prima che c'è un'unica banca, eccetera, eccetera. Il fatto è che comunque l'economia rimarrà, a meno che non si torni al baratto o si scelga qualcosa di nuovo, l'economia rimane e rimane il denaro. Allora la proposta che è politica, che è seguita maggiormente dalle persone, parliamo di Castelfranco, è la Lega, perché la Lega propone una proposta economica. Che sarebbe cementificare la proposta economica. No, propone, allora, So qual era. quello che fa di negativo la Lega. Io sto parlando di quello che sta proponendo di positivo, cioè una proposta economica. Poi che la Lega faccia le strisce verdi per strada che non riconosci che sono bianco o verdi. Che il figlio di Bossi si chiama Trota perché Bossi non sapeva che doveva essere un delfino. Queste cose qui, uno può iniziare a parlare su quanto la Lega non sia data o faccia le cose in maniera strampalata, ma rimane il dato di fatto che propongono qualcosa di economico che va a giovare nelle tasche del cittadino. Ma puoi farmi un esempio Posso di adesso? qualcosa di economico? Va bene, abbiamo capito. Lasciamo anche un po' di spazio agli altri. Scusa, no, ma giusto. Io non ho capito ancora, per quanto segua le cose politiche, nella misura in cui il cittadino comune le segue, guardando la televisione, leggendo i giornali, ascoltando i politici. Ma io questo problema, questo progetto politico della Lega, non ho capito in che maniera si distanzi dall'esistente, cioè da quello che è il meccanismo attuale di utilizzo dell'energia, di sfruttamento dell'energia, di concentramento del profitto in poche mani, eccetera. Non ho capito, forse è un mio difetto, mi è sfuggito, ma voglio dire una cosa, il tuo discorso iniziale che è più interessante, che nell'attualità non possiamo uscirne fuori perché sarebbe impossibile, facciamo un discorso troppo futuribile. Non è così. Ci sono dei paesi che lì ci sono già arrivati perché hanno abolito l'energia fossile. La Svezia è a fossile zero. Sai cosa significa? Non usa più il petrolio la Svezia. È possibile. Non ci sono più milioni e milioni di automobili, 2 automobili per famiglia, 3 automobili per famiglia, eccetera. Ma ci sono i treni. E ci sono i trasporti collettivi e vanno a biogas, vanno a elettricità e hanno impiantato nel mare sì le pale eoliche e meno male, saranno brutte nel paesaggio per te, io non le trovo neanche tanto brutte, mi sembrano dei gabbiani, comunque sia, saranno anche brutte, ma un turbamento rispetto a quello del petrolio che ti spara le nanoparticelle nel polmone e ti provoca 30.000 morti all'anno solo a Milano, allora preferisco le pale eoliche. Quelli ci sono arrivati.
Ci stanno arrivando quasi tutti i paesi del nord Europa. La stessa Germania. La Germania è al 40% di energie rinnovabili, grazie al sole, alle maree, al geotermico e alle palle eoliche. Si può fare, ma bisogna incominciare. Se tu invece dai tutti gli incentivi come Renzi, il suo governo, ma anche Berlusconi è il governo di prima che c'era dentro la Lega, dà tutti gli incentivi ai petrolieri e gli dà tutte le licenze, non partiremo mai, ma continueremo a morire sempre di più. Prego. Io ho visto da ciò che il commentario faceva notare che in realtà in questo momento uno dei motivi per cui ci troviamo in questa situazione è la volontà di avere ricchezza, e da noi si arriva o attraverso di sistemi di criminalità politicizzata, i grandi interventi che ha fatto vedere in realtà sono dei metodi per diventare ricchi in maniera veloce e soprattutto impunita, perché alla fine, anche se vengono presi, nessuno viene in qualche maniera condannato. Adesso, lei che è qui e che ha fatto vedere che in passato faceva parte anche della comunicazione di massa, se lei è qui anziché essere in TV, in Rai 3, in Rai 2 o nelle reti media, vuol dire che l'informazione non c'è. Quindi tutto quello che ci ha fatto vedere è frutto da un lato di un'informazione sbagliata e dall'altro dell'idea che tutti abbiamo che vogliamo arricchirci per arrivare a determinati obiettivi, ad avere la macchina grossa, ad avere tante cose. Lei cosa ci può dire per cambiare questa tendenza? Perché se vogliamo fare un cambio, deve essere un cambio culturale, deve essere un cambio che è in prospettiva per i prossimi 20 anni, non lo possiamo fare in 2 anni, in 5 anni, anche se ci saranno dei movimenti politici che magari saranno un po' più rivoluzionari di altri, è una questione culturale, saranno i nostri figli che in base a quello che riusciremo a trasformare le idee del vivere quotidiano, che potranno magari avere qualcosa in più. Come possiamo fare questo, se lei ha una soluzione o ha un'idea? E in secondo luogo, in fondo Cazzani diceva che per essere contenti, Tiziano Cazzani diceva che per essere contenti bisogna accontentarsi. Forse dobbiamo fare anche questo. Accontentarsi dipende da che cosa. Se mi accontento del fatto che sono capace di vivere in maniera sobria, senza mangiare 4 bistecche alla settimana o 8 bistecche alla settimana, senza riempirmi di beni di lusso che sono di moda e che mi impongono di essere al passo e invece non servono fondamentalmente a niente, quello sono d'accordo con Tiziano Terzani, ma accontentarmi oggi di come va il mondo e come vengo governato e amministrato e portato alle guerre, per esempio, eccetera, quello non accontentarsi, che è un suicidio, e su quello non sono d'accordo. Ma la domanda iniziale che riguarda l'informazione è quella cruciale, è quella fondamentale. Noi siamo stati, l'ho detto anche all'inizio, prima del filmato, privati, ci hanno tolto, ci hanno rubato l'informazione. Hanno imparato dal Vietnam, il Vietnam l'hanno perso, l'imperialismo, l'Occidente ha perso l'ennesima impresa sanguinosa dell'Occidente che da 2000 anni fa le guerre per rapinare altri popoli e altre terre, l'ha persa perché c'era ancora un'informazione non controllata dal potere. C'erano dei giornalisti che potevano dire quello che avevano visto, l'agente Orange che defoliava le intere foreste per colpire i villaggi, eccetera, i crimini più spaventosi commessi, i massacri a freddo dei contadini vietnamiti, eccetera. E questo è venuto fuori, insieme ai morti che tornavano dal Vietnam nelle bare con le bandiere a stelle e strisce, e li ha fatti perdere, gli ha fatto perdere quella guerra. Da allora l'hanno imparata e hanno incominciato a controllare tutto. Oggi negli Stati Uniti c'è una concentrazione per 300 e oltre milioni di persone di 5 grandi gruppi di comunicazione, 5. Una volta, 40 anni fa, erano 125 gli editori negli Stati Uniti che davano informazioni, quindi variegatissima, quindi anche di contrasto. Adesso sono 5 e sono tutti d'accordo, perché questi 5 non sono più editori, cioè comunicatori di informazione, ma sono gente che fa, oltre a televisione, oltre ai giornali, fa chimica, fa armi, fa farmaceutica, fa agrobusiness, fa altre cose per le quali gli occorre che la gente sia intossicata e ci creda alle guerre, ci creda alla Monsanto, agli OGM, eccetera.
per cui non c'è più informazione. Però ce n'è un'altra di informazione che è nuova. Intanto noi stiamo qua, una trentina, una quarantina di persone ad avvenire un'altra cosa, ad ascoltare un altro discorso, e ci sono coloro che la organizzano, e questo succede in tutta Italia, e succede in tutta Europa, e succede in tutto il mondo, e si sta moltiplicando, è già qualcosa. Ma poi c'è internet, e su questo c'è un'autostrada di informazione alternativa e contraria. Bisogna trovarla, bisogna selezionare, non è facile, ma ci si riesce. Bisognerebbe soprattutto sapere l'inglese, che qua in Italia non si studia, mentre in tutta Europa sanno l'inglese, e sapendo l'inglese si ha accesso a una ricchezza di informazione, anche televisiva. Per esempio c'è un canale fantastico, si chiama Russia Today, un canale russo, che è come la CNN, 24 ore su 24, di informazione di altissima professionalità, ma di informazione vera, corretta, altra. Ma non sappiamo l'inglese e quindi la perdiamo. Questo è un grosso handicap del nostro paese, delle nostre scuole. Io mi vedo senza speranza. Cioè, ho parlato a Bambera fino adesso. Hai visto che c'è gente lì dentro che a sentire che è senza speranza? Sicuramente c'è una piccolissima parte di gente che moralmente è colpita da tutto ciò, ma è troppo poca. Allora crescete e moltiplicate. No, assolutamente no, bisogna resistere, bisogna cercare un modo per reagire. Crescete e moltiplicatevi. Ma lei va da casa, racconti ai suoi cugini, fratelli, amici di lavoro, al bar, eccetera, quello che ha visto e sentito stasera. E così diventano 3 o 4. Certo, Li porti a votare il 17 aprile. Certo, lo farò, a parte mia la faccio. E allora? Ma fin quando avremo un partito unico al governo, fin quando la sinistra ormai... Partito unico? Certo, ormai non vede più partiti. C'è adesso il partito unico. Certo, sì. Non esiste più la sinistra ormai in Parlamento. Abbiamo un movimento che è additato come un movimento di pazzi. Questo succede ormai. Siamo in un Veneto dove il 60% ancora vota la Lega. Dopo quello che ha fatto, tutto quello che ha dimostrato contro la pochissima umanità che dimostra tutti i giorni nei confronti degli immigrati, cioè vedere un interesse verso l'ambiente quando non si ha neanche verso le persone, è un'informazione che è guidata dalle stesse persone che sono al comando, con pochissime testate giornalistiche, caso il Fatto Quotidiano, o al massimo se si ascolta forse 20 anni in TV si riesce a fare un'idea più o meno forse. Vabbè, lei dice che è così sconsolato e poi va a credere a Mentana. No, non credo a Mentana, ma se magari è il meno peggio di diverso da Mediaset o dalla Rai. È più furbo, è soltanto più scaltro, di conseguenza sa dare il colpo al cerchio e il colpo alla botte, che sono poi quelli più furbi, che sono poi quelli che fanno la stampa, la grande stampa internazionale, ma sono ancora più pericolosi perché poi rifilano comunque delle verità completamente alterate e false. No, ma non c'è proprio motivo di essere così rassegnato o pessimista. Non è il caso, perché insomma la storia cammina. E questo movimento di cui parla con sufficienza lei è un movimento che da 2 anni fa delle battaglie fantastiche in Parlamento e ha fatto capire a un'infinità di persone di quale razza di briganti siamo governati e come stanno le cose, e le ha fatte capire attraverso le sue battaglie. Pensi che non era mai successo in Italia da quando noi abbiamo aderito al Patto Atlantico, credo nel 1948, che è quello che ci è la macina che ci ha messo al collo, per cui siamo inseriti in un'alleanza militare che ci costringe a seguire coloro che fanno le guerre per rubarsi il petrolio, per invadere i mercati, per distruggere i paesi, eccetera. È la prima volta nella storia della Repubblica Italiana che un movimento politico, e parlo dei 5 Stelle, ha fatto un grande convegno in Senato, io c'ero, in cui ha messo in discussione la nostra partecipazione alla NATO. Non era mai successo, è un tabù. E invece se non usciamo dalla NATO, non usciamo neanche dal petrolio, non usciamo neanche dal TTIP che ci sta arrivando addosso, che ci
vorrebbe radere al suolo come sovranità nazionale, come sovranità popolare, come diritti dei lavoratori, come difesa dell'ambiente e della salute, perché verrà tutto abolito, verrà tutto sottomesso alle regole, agli interessi delle multinazionali, la scuola, la sanità, tutto in questo. E chi c'è che combatte contro e denuncia questo? C'è questo momento e ringraziamo il cielo che c'è, Ma certo. diamogli forza. Ma certo, signori, Oltretutto è già il primo partito d'Italia, non ho capito perché si debba essere così sconsolati. quello che mi sconsola soprattutto è l'informazione che si sta dietro, è l'informazione che abbiamo, quello che sta dietro. Lei, se non sbaglio, nel 99 lasciava la RAI dopo la guerra in Jugoslavia. All'inizio della guerra contro All'inizio della guerra in Belgrado, Jugoslavia. sì. Cioè, è dimostrazione che non può esserci nemmeno tra i tre, che magari era una rete un po' più... Non lo era più, se no non sarei andato via. Era arrivato D'Alema. Sì, coincide tutto. Coincide Con tutto. D'Alema è arrivata la normalizzazione in Rai. La Gabanelli è l'unica Ma neanche rimasta. tanto, sa, fa anche lei delle cose abbastanza discutibili a volte, fa delle cose buone che ci entusiasmano, rivela delle cose, delle magagne, poi piazza un'altra cosa che invece non dovrebbe. Quando ha fatto per esempio il discorso sul fatto che bisognerebbe tutti quanti adoperare le carte di credito, no? È un regalo alle banche. Quando ha sputtanato da capo a fondo l'ENI, che è una organizzazione naturalmente con delle componenti assolutamente discutibili, ma si regge il mercato internazionale in virtù del fatto che corrompe i governanti di altri paesi. Lo fanno tutti, ma in questa maniera c'è garantito dei sostegni dalla Russia e dall'Algeria, eccetera. E questo non va bene agli Stati Uniti, che vorrebbero che l'energia, il petrolio, il gas lo prendessimo soltanto da coloro che sono alleati o vassalli degli Stati Uniti e non dalla Russia e non dall'Algeria, che pure sono più convenienti. Quindi anche lì bisogna vedere molto attentamente che cosa... Io ho visto ultimamente una trasmissione un mese fa, veramente da far rizzare i capelli, di uno che io conosco, ci ho anche lavorato insieme, stava al TG3, poi stava con Santoro, e adesso fa presa diretta, Iacona. Ha fatto una trasmissione sugli OGM, un'esaltazione dalla prima all'ultima frase, fotogramma degli OGM. Non c'è stata una voce sentita, intervistata anche per correttezza professionale, deontologica, di chi è critico, di chi è contrario, quando lo è metà o tre quarti del mondo scientifico. Un regalo alla Monsanto che fa gli OGM, e gli OGM che poi devono essere, le piante OGM devono essere trattate con il suo erbicida della Monsanto Roundup, che ha il glifosato e che produce dei danni alla salute irreversibili spaventosi. Monsanto che impone al mondo contadino i suoi semi sterili, privando i contadini del rinnovamento delle loro coltivazioni con i propri semi prodotti da saggezze antiche. No, ogni volta li devono ricomprare perché sono diventati sterili, ogni anno li devono ricomprare alla Monsanto. Cioè veramente una associazione a delinquere alla Monsanto che questo Iacona, il bravo giornalista contro, ha esaltato. Cioè sono venduti tutti. È uscito fuori su un giornale tedesco, Der Spiegel, il racconto documentato di un ex giornalista del più importante quotidiano tedesco, Frankfurter Allgemeine Zeitung, che ha rivelato, dando nomi su cognomi, l'80% dei giornalisti della grande stampa, della grande televisione europea è al soldo della CIA. Si sono garantiti, si sono messi con le spalle, col culo al caldo, per dire. Però appunto c'è internet, bisogna darsi da fare. Non è più facile come andare all'edicola a comprare un giornale, accendere il televisore e vedere un telegiornale. Bisogna andare a cercarsi l'informazione vera, però vale la pena, insomma. Secondo me molte volte non è che ci sia una vera compravendita dell'informazione, io ti do questo e tu mi fai questa trasmissione. Siamo arrivati, secondo me, ad un punto in cui
l'informazione non è più costruita in maniera critica analizzando le fonti, cioè, e automaticamente il giornalista costruisce il proprio prodotto, che è la trasmissione, l'articolo, anche ingenuamente, cioè genuinamente lo porta così. Un'autocensura perché non sa Sì, rimettere. cioè, Sì. secondo me siamo arrivati oltre il Sì, semplice il controllo, scambio, sì. controllo, proprio lo si fa di spontanea volontà. Ma si è inserito in un tale clima per cui non si vede più un'alternativa e si ripete. Voglio dire una cosa, tutti quanti avete seguito, e lì il Movimento 5 Stelle per conto mio non ha capito che bisognava uscire dal seminato. Avete seguito la vicenda di Giulio Regeni, questo ragazzo, no, che è stato trovato morto e torturato in Egitto. C'è stata l'unanimità totale di tutta la stampa a dire che quello lì è un povero ragazzo, bravo ragazzo, che stava con i sindacati, di buoni sentimenti progressisti, e che è stato ammazzato da quell'infame dittatore sanguinario di Al-Sisi, che ha voluto togliere di mezzo uno che poi non so che fastidio gli poteva dare. Non è che avesse fatto niente di speciale, stava studiando i sindacati. Allora fare un'operazione del genere, prenderlo, rapirlo, torturarlo e poi farlo ritrovare, dandosi così la zappa sui piedi, che tutti avrebbero detto: ah, il dittatore egiziano ha ammazzato il nostro. Nel momento in cui, nello stesso giorno l'hanno ritrovato, in cui il nostro governo era al Cairo per firmare degli accordi di grandissima portata tra governo italiano e governo egiziano sullo sfruttamento del gas, di cui l'Egitto ha scoperto il più grande giacimento del Mediterraneo. Quel giorno lì è stato fatto trovare tra i piedi del governo egiziano un ragazzo italiano morto e torturato. E tutti a urlare, e non si può con un Egitto del genere fare affari. E se questi affari vanno a monte e noi perdiamo il nostro gas dall'Egitto, chi è che è contento? Avendoci tagliato fuori. Poi un'altra cosa, com'è che da 2 settimane tutti si occupano del caso Regeni, raccontandoci poi contemporaneamente delle condizioni aberranti di questo Egitto sotto questa dittatura, le sparizioni, le carceri, la repressione, le torture, sulle quali non si produce un documento. Sono cose dette, le dette anche Amnesty. Ma Amnesty, che cos'è Amnesty? Vogliamo vedere chi è che dirige Amnesty? Ma il fatto fondamentale è che io continuo a non capire, che io ho continuato a scrivere nel mio blog. Giulio Regeni, bravo ragazzo, di sentimenti buoni e progressisti, a Londra lavorava per una società privata di spionaggio che si chiama Oxford Analytica, e i cui dirigenti erano 2 personaggi tra i più abietti che si possano tirare fuori dal mondo anglosassone, anglo-americano. Uno si chiama John McLeod ed era l'ex capo dei servizi di intelligence di spionaggio britannici. L'altro si chiama John Negroponte ed è stato l'inventore degli squadroni della morte che hanno ammazzato centinaia di migliaia di persone in Salvador, in Honduras, in Nicaragua. I Contras li ha organizzati lui. Poi è andato in Iraq e lì ha organizzato altri squadroni della morte che facevano strage di civili. John Negroponte, uno dei personaggi più inimmaginabilmente delinquenti. E questo ragazzo lavorava per questi 2 personaggi. Perché? Ma allora chi era? Ma è possibile che questo, essendo presente in rete, lo si può trovare? Si va in rete, si va a vedere Oxford Analytica, Giulio Regeni, dipendente, a tempo pieno, i dirigenti sono quelli. Perché nessuno l'ha detto? Perché i genitori non l'hanno detto?
Perché tutti sti giornali che sfrucugliano sull'Egitto terribile eccetera non l'hanno detto? Qualcuno vuole che noi non abbiamo rapporti con l'Egitto, qualcuno non vuole che l'Egitto si occupi della Libia, ma vuole piuttosto che i colonialisti inglesi, francesi, italiani, americani si riprendano la Libia. Noi abbiamo una stampa che queste cose non ci racconta. Le potrebbe dire anche queste, poi magari dire anche le altre, le sue supposizioni, ma questi sono fatti. Un giornalismo onesto le deve dire queste cose e anche il movimento le dovrebbe tirare fuori. Io so che l'Egitto è perseguitato anche nell'ambito turistico, cioè questi continui attentati. Ma certo, hanno buttato giù un aereo di Sharm el Sheikh con 220 persone a bordo, esatto, aereo russo eccetera, dopodiché nessuno va più a fare esatto, turista in Egitto. e non succede più niente. Dopodiché c'è un terrorismo in Sinai e in Egitto, i fratelli musulmani che buttano bombe dappertutto, ma questo ci sta bene, perché tanto Sisi è un dittatore sanguinario, come lo era Gheddafi, come lo era Saddam, esatto, come lo è Assad, no? Intanto dire così ci permette di andare a squartare quei paesi e produrre milioni di rifugiati che poi vengono non in America, ma vengono qua a causare problemi, perché va bene l'accoglienza, ma c'è qualcosa dietro a questa strategia di far arrivare dal Medio Oriente, spopolato dalle guerre occidentali, milioni di persone in Europa, provocando un onere pesantissimo sulle società, sull'economia, provocando lacerazioni di coesioni sociali, conflitti etnici inevitabili. Chi ha interesse a indebolire l'Europa in questa maniera? Non è innocente il problema della migrazione, non si risponde come risponde la Lega, trattando questi che comunque sono gente espulsa dalle nostre bombe, dai nostri jihadisti, e non si tratta a pesci in faccia eccetera, però bisogna vedere il fenomeno e chi ci gioca, tipo i turchi. Il governo turco. Il governo turco, chiedo scusa. No. Giusta correzione. No. Ma lì c'è un pazzo, un sultano pazzo. Volevo farle una domanda, ma lei crede che possiamo veramente arrivare a uscire da questa situazione grazie alla politica? Mi spiego meglio. A volte ho la sensazione che andare a votare sia come essere a un tavolo con un gioco di società seduto con tanti imbroglioni che fanno quello che vogliono a sto tavolo, e mi sembra di perdere il mio tempo quasi andare a votare, perché poi alla fine fanno quello che vogliono. Il Movimento 5 Stelle, come lei ha detto prima, è il primo partito in Italia, eppure dalle elezioni non è mai il primo e non ha mai governato. Perché c'era il Porcellum, perché adesso ci sarà non solo per l'Italicum. a mio avviso. E col premio di maggioranza, quello che ha un voto in più, tutti gli altri non contano più niente. Sì, ho capito, però insomma in un modo o nell'altro non risultiamo mai come il primo partito in Italia. Sì, è un'osservazione giusta questa, ed è un fatto drammatico, perché le elezioni non sono libere, non soltanto per il fatto che prima c'era il Porcellum che la Corte Costituzionale ha giustamente denunciato o cancellato come illegale, incostituzionale. L'Italicum è uguale, è anche peggio. Ma al di là di questo, che va combattuto, che va impedito, adesso c'è la riforma costituzionale sulla quale voteremo a ottobre, eccetera, che dovremmo veramente vincere, allora si riaprono tutti i discorsi. Ma c'è un altro fattore che rende un imbroglio le elezioni, è che tutti partono con un pregiudizio inculcato dalla potenza mediatica di cui si parlava prima, perché la gente arriva all'urna con la scheda elettorale in mano avendo sentito il TG1, il TG2, il TG3, il Corriere della Sera, il Libero, il Tempo Illustrato, eccetera, e non ha altre possibilità di valutare chi c'è in campo, eccetera. Quindi arriva a cervello condizionato, e questa è la cosa gravissima, per cui c'è di nuovo il discorso dell'informazione a monte di tutto questo, no? Sì, questo negli Stati Uniti poi l'esempio delle elezioni come sono è una mostruosità, quella della presunta democrazia americana.
se si pensa che è esclusivamente il denaro che stabilisce chi vince, sono esclusivamente i finanziamenti dati da Wall Street, dalle grandi multinazionali, dai multimiliardari eccetera, a promuovere, a dare la capacità a un candidato di affermarsi. Beh, ricordiamo che adesso Renzi ha introdotto per la prima volta sui finanziamenti dei partiti la privacy, cioè volendo non si fa sapere più che ha dato soldi ai partiti. Non si viene più a sapere chi è. Assolutamente. No, negli Stati Uniti ancora questo si deve In dichiarare. Italia non c'è più bisogno. Questa Anche mia non nuova. si faccia direttamente in dichiarazione dei redditi. Però se si vuole, le lobby possono fornire quello che serve. E questo è un problema. Poi c'è la compravendita dei voti agli immigrati, ne ho conosciuti io stesso parecchi, conosciuti a caso così nella vita, che mi hanno detto ma sai che a mio zio gli hanno offerto questo per... Beh, a Napoli le primarie allora, o in Liguria i cinesi, no? A Milano i cinesi, tutta la comunità cinese. E chi è Sala? Io parlavo delle nazionali e non è un caso che favoriscano l'immigrazione, anche questo è, cioè servono anche a questo gli immigrati, no? Collateralmente, effetto collaterale. E quindi le vinceremo mai queste elezioni? Cioè mi sento Don Chisciotte a volte. Ma l'importante penso sia vincere le elezioni e poi cambiare anche lo stato delle cose. C'è un problema fondamentale in Italia, non serve più fare informazione, bisognerebbe fare disinformazione, quello che fai tu, no? E disinformazione perché vai fuori dai canoni, no? Diciamo contro informazione. Informazione è un termine troppo difficile, diciamo disinformazione perché senz'altro vieni dipinto così, no? Hai toccato degli argomenti che sono sociali, noi abbiamo l'Otto Melara, ci sei mai stato dentro? Hai avuto la fortuna di andarci dentro? L'Otto Melara? A Spezia? Hai avuto la fortuna di entrarci? No, dentro no. Io sì, per fortuna, perché ho capito come funziona. Beh, siamo i più grandi produttori di armi e di armamenti per tutte le guerre che ci sono. Tra Finmeccanica e Otto Melara? Sì, Iveco a Bolzano. Produciamo armamenti, macchine, autoblendi, carri armati con marchi diversi. Li vendiamo in tutto il mondo e facciamo anche dei corsi per preparare le maestranze ad operare le armi, sempre lì alla Spezia. Questa è una cosa, facciamo anche appuntamenti, facciamo elettronica, facciamo tutto. Alenia. In origine l'Otto Melara produceva trattori. Io sono dell'idea che se si ricominciasse a produrre trattori qualcosa potrebbe cambiare, però non succederà mai, perché il gap, diciamo, del ritorno in denaro sarebbe di gran lunga inferiore, forse. Omicidi di Stato? Qui a Castelfranco avevamo un personaggio importante che tranquillamente andava a Treviso a prendersi il caffè, dovrebbe essere stato in galera, Piazza Fontana, altre robettine. Io giocavo a basket con suo fratello, Ventura. Ma sono cose così che la collettività non si ricorda, dice no, queste sono zone del Veneto, un paese felice, non ci sono problemi. Pesci rossi. Freda era a Padova, a Castelfranco. Non per nulla Casson è stato il primo a mettere le mani su Gladio, no? Sì, è questo. Dalle testate nucleari ce n'erano anche qui vicino, sul Grappa bastava andare, è stato smantellato tutto, ma c'era una base NATO, non si sapeva che era una base NATO. Come l'aeroporto di Strana non si sa, ma è una base NATO, anche lì io ho dei punti interrogativi. E la collettività non si interessa di questo. Beh, non viene informata la collettività, non lo sa. Non lo sa, ma non interessa. Non interessa, perché va a vedere tranquillamente le manifestazioni aeree, è bellissimo. Però quando vedo certi aerei ci penso un attimo, a cosa servono? Questo pensiero non passa mai, non frulla mai quella testa. Io credo che su questo piano bisogna avere una forza politica e io ho fiducia che si sta manifestando, si sta evolvendo, si sta maturando, che queste cose le tiri fuori, perché l'individuo sul territorio eccetera può anche sapere,
ma non può avere la coscienza della portata di queste presenze, delle 50 atomiche ad Aviano, delle altre che sono qua dove sono a Vicenza, no? E così via. Ma essendoci una forza politica che queste cose le sa tirar fuori e diffondere e denunciare, e credo che quello che c'è stato appunto per la prima volta nella storia della Repubblica, una manifestazione autorevole di parlamentari sulla messa in discussione della nostra partecipazione alla NATO, è un inizio, è un qualcosa che può portarci avanti, insomma, perché poi alla fine dei conti è quella la cosa più importante di tutte, perché uscendo dalla NATO usciamo dalla possibilità che questi ci costringano militarmente a fare quello che vogliono. Anche lo stesso TTIP, no? Il trattato di libero scambio che dovrebbe arrivare, sarà garantito dalla presenza capillare della NATO, cioè la militarizzazione del territorio, che impedirà qualsiasi contrasto. C'è già una polizia europea legata alla NATO, che è Eurogenfor, che ha la sua base a Vicenza, che è prevista per queste esigenze qua. Una polizia europea che prevarrà sulle polizie nazionali, ed è un ulteriore passo a toglierci la sovranità e quindi la Costituzione. E tutto questo però appunto può essere percepito e provocare una resistenza a un movimento di massa nella misura in cui un movimento politico se ne fa carico, lo comunica, lo espone in Parlamento, lo diffonde attraverso i suoi mezzi di comunicazione. Speriamo che questo sia... Abbiamo parlato di Ilaria Crovatin prima, no? Sì? Ilaria Alpi e Crovatin. Sì. Conoscevo anch'io più Crovatin, diciamo, ho lavorato anche con Ilaria un periodo, quando avevo voglia di fare qualcosa, no? E quello è un omicidio di Stato. Ma è possibile che nell'informazione non ci sia nessuno che rischia e individui le situazioni, perché si sa chi è stato. Sì, ma c'è stato uno che si chiama Torre Alta, che è stato un mio caro amico, un collega al TGP, eccetera, che è sparito. Tagliato fuori, è sparito. Sì, probabilmente farà un blog, racconterà delle cose sue nei termini in cui ci è consentito, come io, come Chiesa, come altri, eccetera. Però tutte queste singole voci sparse sul territorio, tutto sommato qualche cosa poi facciamo. Io mi ricordo di un personaggio che si chiama Carlo, come me praticamente, che qualche anno dietro, anzi che qualche anno prima si chiamava Giovanni ed era a Giardina in Cialda e faceva il meccanico. E poi me lo sono trovato in Somalia. In Somalia? Quando sei stato in Somalia? No, non sono stato in Somalia, me lo sono trovato in Somalia. Io l'ho trovato in Chad, l'ho visto, che era il primo che era intervenuto quando erano ammazzati, no? Carlo Marocchino. Si chiamava Giovanni, faceva il meccanico ed era un funzionario del CID e doveva aprire delle case da gioco, quelle delle pubbliche segretarie. Quindi se io l'ho conosciuto, ci sono tantissimi altri che lo conosco. E perché quando andiamo fuori dall'Italia ci sono questi, chiamiamoli faccendieri, e forse è ancora un termine nobile per queste persone, gestiscono i traffici, gli interessi economici dello Stato italiano. E guarda caso ci sono macchine in movimento terra che mascherano i traffici di scorie, rifiuti e armi soprattutto. Bisognerebbe ripristinare un'informazione giornalistica, ma sarà utopistico forse il discorso. Molto c'è in rete, comunque ti posso garantire che in rete c'è moltissimo. Lo so, e la parte migliore di quello che c'è in rete è purtroppo in inglese. Come anche la televisione, per esempio c'è una televisione fatta dal Venezuela, si chiama Telesur, 24 ore su 24, o News, in spagnolo però. Io credo che a questo punto una domanda. Arrivo all'ultimo, non vorrei tenerti qui. No, vai, grazie per essere venuto qua. Allora, tu hai parlato molto dell'uscita dell'Italia dalla NATO. Sì, ma forse bisognerebbe chiarire alcune cose che la NATO ha fatto. Tu sei uscito dalla RAI per la questione della ex Jugoslavia, no? Cioè, bombardamenti, ecco. Però ultimamente al Tribunale dell'Aia mi pare è stato incriminato, che è a Karadzic, mi pare, per la strage di Srebrenica. Ecco, la questione di Srebrenica.
È 40 una anni. questione fondamentale per capire. Allora, tutti dicono Srebrenica e Serbia avanti, avanti, indietro. Quando fanno così in TV dico c'è qualcosa che non quadra. Vogliono a tutti i costi mettermi in testa questa cosa. Secondo, ad esempio, la Fondazione Benedetto di Treviso ha fatto una mostra fotografica sulla strada di Srebrenica e dappertutto. Insomma, hai 2 minuti per spiegare, non so, alla fine che cosa è successo lì? Ci sono dei documenti grossi così in rete, e se tu metti Srebrenica, Google, eccetera, ti viene fuori un sacco di materiale che ti dimostra che è stata una gigantesca montatura. Srebrenica non è stata mai una strage di 8.000, che poi erano 2.000 prima, poi 3.000, 4.000, poi bisogna montarla a una bella cifra che faccia impressione, che duri nel tempo. 8.000 va sempre bene. 8.000 erano anche quelli che, secondo l'informazione, Saddam avrebbe ucciso con i gas all'Abja, i curdi, eccetera. 8.000 fa impressione. Non è mai successo questo. A Srebrenica c'era una guarnigione del fascista islamista Izetbegovic, che aveva chiamato i jihadisti, i primi che sono arrivati in Europa, di Osama Bin Laden, di Al-Qaeda, a fare i tagliagole in Bosnia e poi in Kosovo, eccetera. Era una guarnigione che occupava una città che era serba, a grande maggioranza serba. Tutti i villaggi intorno a Srebrenica erano serbi, ma erano sotto controllo bosniaco, musulmano. E c'era un comandante, si chiama Nasser Oric, che aveva il comando sulle truppe bosniache di stanza lì e che ha fatto delle stragi spaventose, mai negate poi da nessuno. Le hanno dette, ma sono svaporate, non sono state mai smentite. Ha ucciso almeno 3.500 serbi prima che arrivasse il generale Mladic a liberare quella zona dalla presenza di questo qua. Nasser Oric, 3.500 serbi civili dei villaggi tutti intorno, pulizia etnica, uccisi. A Srebrenica rimaneva, nonostante fosse demilitarizzata e quindi con una presenza ONU di un reparto olandese, rimanevano 1.000 bosniaci, militari bosniaci di Izetbegovic. La parte migliore della guarnigione era stata allontanata, erano stati fatti partire prima che arrivasse il generale Mladic con le truppe serbe. Quando sono arrivate le truppe serbe, questi 1.000 musulmani sono stati massacrati da forze speciali di Izetbegovic in gran parte. Alcuni sono riusciti a sfuggire, a scappare per i boschi, a riprendersi e arrivare a Tuzla e a salvarsi, ma la gran parte sono stati massacrati da loro e sono diventati il nucleo degli uccisi da Mladic, sono diventati il nucleo dei musulmani massacrati da Mladic. È la storia delle Torri Gemelle, è la storia dell'11 settembre, è la stessa roba, false flag si chiama. Quelli che poi sono stati annoverati tra i morti, tra le vittime, gli 8.000, in gran parte si sono ripresentati sulle schede elettorali che sono state delle votazioni che sono state fatte negli anni successivi a Tuzla e nelle altre aree della Bosnia. Sono rivissuti, sono risuscitati, figuravano morti, trucidati, uccisi dai serbi e poi sono ricicciati. Comunque questo è molto approssimativo, ma se tu vuoi andare su internet e clicchi Srebrenica, ti viene fuori una massa di materiale incontrovertibile, di giornalisti che l'hanno investigato, di testimoni che sono usciti fuori, però bisogna mantenere in piedi questa cosa e commemorarla ogni anno, perché si deve mantenere la Serbia come colpevole di tutto quello che è successo in Jugoslavia, perché se viene fuori che la colpa, la responsabilità di quella enorme tragedia europea e americana, e allora si sconvolge tutto. E allora non si giustifica che Milosevic è stato arrestato, rapito, arrestato e poi fatto fuori in carcere, che Karadzic è stato condannato a 40 anni, è tutto quello che è stato inflitto poi al popolo serbo negli ultimi, da allora, insomma. Grazie. Va bene, vi saluto. Grazie.
grazie ancora a tutti. Grazie. Ricordo che il nostro ospite è a titolo gratuito, che sono le spese, lo ringrazio nuovamente della disponibilità. Le serate informative sono autofinanziate, per cui chiediamo... Lasciate qualcosa nel bussolotto,